Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura il corteo di questa mattina a Siracusa, promosso da CGIL e UIL a sostegno dell'area industriale di Priolo, con particolare attenzione alla vertenza Lukoil. Attualmente in corso un vertice al Ministero dello Sviluppo Economico fra il titolare del Dicastero Adolfo Urso, il governatore della regione Renato Schifani, l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio e il dirigente generale del Dipartimento Carmelo Frittitta, oltre ai rappresentanti sindacali. È stato pubblicato il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sui casi Covid in Italia. L'incidenza settimanale sale a 353 casi ogni 100.000 abitanti contro i 307 precedenti e l'indice RT medio sui casi sintomatici sale a 0,88 dallo 0,83, restando comunque sotto la soglia epidemica. Sale al 2,5 il tasso d'occupazione in terapia intensiva, che era al 2% la settimana precedente, e all'11% dal precedente 10 quello in aree mediche. Una nuova opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta Ter sull'omicidio di Beppe Alfano, il giornalista e corrispondente del quotidiano La Sicilia, ucciso dalla mafia l'8 gennaio del 1993. A depositarla al GIP è stato il legale della famiglia Alfano, l'avvocato Fabio Repici. Al centro dell'opposizione la valutazione su un colloquio investigativo con Antonino Merlino, ritenuto il killer del giornalista, su mandato del boss Giuseppe Gullotti. Merlino, che sta per finire di scontare una pena di 21 anni di reclusione e che non ha mai confessato l'omicidio di Alfano. Nei primi 10 mesi del 2022 sono stati 254 i fenomeni meteorologici estremi in Italia, il 27% in più di quelli dell'intero 2021. Negli ultimi anni sono stati 1503, con 780 comuni coinvolti e 279 vittime. Tra le regioni più colpite spicca la Sicilia con ben 175 fenomeni. Questi i dati che emergono dal report Il clima è già cambiato, realizzato da Legambiente. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con il TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.